Buonasera a tutti e benvenuti a questo ultimo appuntamento di Alumni Levi Live, incontri sulla piattaforma YouTube della Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia. Abbiamo il piacere, l'onore di avere per quest'ultimo appuntamento due ospiti molto cari, il professor Fabris dell'Università della Basilicata e il professor Zimei dell'Università di Trento, che dialogheranno, introdotti dal professor Privitera, su un tema importante, spesso poco indagato a fondo, appunto, e che è bene portare alla conoscenza di tutti, anche perché propone delle linee di ricerca interessanti e sicuramente sempre in divenire, che sono, appunto, ci raccontano delle storie della vita vissuta, vera, appunto, in musica dei compositori. Stiamo parlando naturalmente delle autobiografie musicali. Insieme al professor Fabris, al professor Zimei, dialogheranno i due alunni, Federico Lanzellotti e Simone Di Crescenzo, e mi corre l'obbligo, ma è un vero piacere ringraziare naturalmente chi ha reso possibile questi incontri, il presidente del comitato, il direttore del comitato scientifico, e quindi il dottor Busetto, direttore della Fondazione Levi, e il professor Calabretto, direttore scientifico della fondazione, che insieme anche al professor Privitera hanno coordinato questi bellissimi incontri, e naturalmente alle colleghe Antonella Manca e Lina Givova e Paola Cossu, che da dietro le quinte, se possiamo dire così, hanno coordinato il tutto magistralmente in tutti questi 6 mesi di incontri. Siamo giunti quindi all'ultimo incontro, sesto incontro, e con piacere passo la parola al professor Massimo Privitera. Grazie. Professore, forse manca l'audio. Scusate, avevo tolto l'audio. Sì, grazie a Tirio dell'introduzione. Questo incontro è stato pensato per riprendere le fila di un discorso iniziato un paio di anni fa con un gruppo di lavoro che coordinavo io, che si chiama ancora, Storie di vita e di musica. Questo gruppo di lavoro aveva come obiettivo un'indagine a tutto campo sulle autobiografie di persone che a diverso titolo sono coinvolte nella musica, quindi non solo interpreti e compositori, ma anche accordatori, liutai, organizzatori di eventi musicali, musicologi, critici musicali e tantissime altre figure. Questo gruppo era nato, appunto, come dicevo, un paio di anni fa, poi per ragioni personali, io che ero il coordinatore, per ragioni personali ho dovuto rallentare i lavori, ma adesso vorrei e vorremmo con questo gruppo riprendere le iniziative e quindi illustrerò molto brevemente quali sono le due direzioni che questo gruppo intende seguire. Da un lato, una direzione è quella di censire e studiare le autobiografie già esistenti, che siano pubblicate o no. Quindi intendiamo costruire un database nel quale, un database naturalmente che è un work in progress, ogni volta che viene identificata una nuova autobiografia, viene inserita in questo database e dove le leggi del diritto d'autore lo consentono, ne viene caricato anche il PDF per avere l'accesso diretto al documento. In ogni caso, ogni entry ha una serie di metadati che permettono a chi studia di questo soggetto di avere le informazioni di cui necessita. Questo database non è, allora, ha un primo obiettivo che è quello evidente di dare un servizio agli studiosi, ma allo stesso tempo ha anche l'ambizione di essere un motore per una serie di ricerche. E proprio per questo nell'autunno del 25 faremo un convegno alla Fondazione Levi proprio su questo tema. Faremo uscire fra un po' una call for paper e a questo convegno avrà un comitato scientifico al quale hanno gentilmente aderito il professor Fabris, il professor Zimei, e li ringrazio per questo.
E nel convegno però vorremmo anche coinvolgere il secondo filone, quindi questo che vi ho esposto adesso, ovvero sia studio ed un database sulle autobiografie che esistono già, è affiancato da un secondo filone, che è quello invece di stimolare nuovi racconti autobiografici da persone che hanno, nella cui vita la musica è stata centrale. Quindi fare una serie di storia orale e raccogliere documentazioni di persone che sono disposte, che sono in attività musicale adesso e che sono disposte a parlarsi e a raccontarsi. Nel convegno potrebbe essere una bella occasione di dedicare una sessione, per esempio, a questo, o con degli interventi diretti di persone direttamente invitate e coinvolte, oppure mostrando già alcune registrazioni di incontri fatti prima. Ma di questo parleremo poi in un altro momento. Questo è il quadro generale. Per riprendere il discorso che era stato interrotto tempo fa, abbiamo pensato di invitare due autorevoli colleghi che sono amici da molto tempo anche, i quali si sono distinti particolarmente nell'attività di studio, di lavoro proprio sulle autobiografie musicali. Dinko Fabris ha pubblicato due lavori, uno che questo di cui vabbè, non mostro la copertina, ma lui ha preparato delle slide che saranno più evidenti, è un'edizione commentata, un'edizione moderna commentata di un libro pubblicato 2 secoli fa, anzi 3 secoli fa. Sono le memorie dell'abate Don Bonifacio Pecorone della città di Sapunara. Si tratta quindi di un testo già edito, di cui Dinko ha curato una eccellente edizione commentata, ehm, e che poi è stato seguito, anzi forse non so se cronologicamente inverto, il secondo, Davalos è arrivato dopo, vero Dinko? Ecco, invece il secondo volume è questo, che è l'autobiografia di Francesco Davalos, compositore napoletano morto solo pochi anni fa, e quando è uscita l'autobiografia era ancora vivo. E Dinko ha curato per questo una interessante introduzione al volume. E invece Francesco Zimei si è distinto in vari lavori sull'autobiografia, che lui poi ci illustrerà. In particolare qui ci interessa questo volume, che è Le carte della memoria, vita e arte di Bernardo De Muro. Ora, questo volume è diverso dai due precedenti perché in un caso, come abbiamo visto nel caso di Pecorone, è un libro già edito, di cui è stata fatta un'edizione moderna. Nel secondo caso è un'introduzione corposa, introduzione ad un lavoro già completo che veniva presentato per la prima volta. Invece nel caso di De Muro si è trattata di una vera e propria edizione critica di un materiale autobiografico che era manoscritto in diverse stesure, parzialmente reso pubblico attraverso un'edizione rivista dal punto di vista linguistico. Quindi Francesco Zimei ha fatto un eccellente lavoro di ricostruzione filologica di questo materiale. Quindi abbiamo 3 approcci diversi, per questo abbiamo pensato di concentrarci su questi lavori qui, 3 approcci diversi che mostrano tre delle varie possibilità di intervento su questo materiale e quindi sarà interessante in questo nostro discorso mettere a confronto i metodi, le motivazioni di approccio a questo materiale e, e discutere del rapporto che il lavoro musicologico su queste fonti può avere con la letteratura molto più ampia che c'è sull'autobiografia in generale. Perché l'attenzione sull'autobiografia in epoca moderna è cominciata quando agli inizi del Novecento Georg Misch pubblicò il primo volume di una serie non completata di storia dell'autobiografia. Il libro di Misch fu molto importante perché aprì proprio un filone, ma poi sono arrivati in particolare gli studi di Philippe Lejeune che ha teorizzato l'approccio autobiografico con la sua idea del patto autobiografico e avremo modo di parlare di queste cose. Dinko ne ha fatto menzione giustamente nella prefazione
all'autobiografia di Davalos, è un tema molto caldo per chi si occupa di questi temi. Io mi fermerei qui e abbiamo pensato che sarebbe una cosa interessante che i nostri due ospiti parlassero direttamente del loro lavoro e poi dopo Federico, Simone ed io interloquiremo con loro. Quindi cominciamo con Dinko, Fabris. Grazie Massimo. Purtroppo in questo momento c'è un po' di rumore nella strada, ma spero che non... Non lo sentiamo. benissimo. Allora faccio una condivisione dello schermo per aiutare il nostro discorso. Spero che si possa vedere. Dunque, i due volumi di cui si parlerà oggi comincerò col primo, con appunto il già ricordato Memorie dell'abate Don Bonifacio Pecorone e poi il Francesco Davalos. In realtà appunto c'è stata un'inversione di date, quello più antico è stato pubblicato un pochino dopo quello più recente, cioè quello su Davalos del 2013 e quello di Pecorone del 2016. Ma il mio interesse per il genere autobiografico posso dire che sia nato fin dagli anni '80, cioè da quando ero appena laureato e cominciavo la nostra professione, cercavo di capire che cosa avrei fatto come musicologo ed ebbi la mia prima borsa di studio importante nella città di Ferrara. Per 2 anni ho potuto catalogare e trascrivere un imponente archivio di lettere. Erano circa 70.000 lettere tra 500 e 600, l'archivio Bentivoglio, su cui poi ho continuato a lavorare per 15 anni prima di fare poi un volume eh, dedicato a 1.000 di queste lettere e entrare in un archivio familiare significa in qualche modo, secondo me, mettere il naso in una situazione estremamente privata. Non sono autobiografie dichiarate le lettere, ma in qualche modo sono documenti che messi tutti insieme aiutano a ricostruire storie e quindi partendo un po' da quella esperienza così forte, ho cominciato a raccogliere libri di lettere, diari, giornali, racconti che si accompagnavano anche all'altra mia passione dei racconti di viaggio e ho visto che questa era in qualche modo una maniera per poter utilizzare delle cose molto belle, molto divertenti, che mi appassionavano anche per il nostro mestiere, cioè invece di rivolgermi soltanto alle fonti specifiche musicali, tutto quello che è il contorno mi sembrava estremamente interessante e erano gli anni in cui nasceva l'idea della nuova storia, no? Nella New History e dell'approccio culturale e poi antropologico, per cui questo diventava dalla fine anni 80, inizi anni 90 un must un po' dappertutto. Si arriverà poi ad una piccola moda, quella della narratologia. Insomma, la musicologia le ha passate un po' tutte, ma questa è rimasta una costante per me, quella di accumulare libri e soprattutto autobiografie. In un caso particolare in Inghilterra, che è la nazione forse europea dove le autobiografie sono più di moda ancora oggi, ci sono dei lettori accaniti, c'è un genere proprio di pubblicazione specifico di personaggi famosi del passato, del presente e si vendono tantissimo. Avevo scoperto la prima autobiografia di un musicista che è questa qui. Non so se si riesce a leggere, adesso è troppo piccolino,
The Autobiography of Thomas Whitehorn, era stampata a Londra nel 1962, ma si riferisce a un autore, Whitehorn, che alla fine del Cinquecento è stato il primo a introdurre il madrigale italiano in Inghilterra, quindi un personaggio molto interessante, e questa biografia era letta da persone comuni in Inghilterra, non dai musicologi soltanto. Quindi questo mi aveva sempre colpito. Un'altra cosa che mi aveva colpito, e la vedete in questo esempio, era il fatto che di alcuni personaggi così famosi per la storia della musica noi non sappiamo quasi nulla della vita. E in questo caso Benedetto Ferrari sarà l'oggetto di un articolo che adesso è in corso di stampa per Musicalia, in cui ho voluto intitolarlo proprio Autobiografia dalle lettere, citando un vecchio libro su Verdi, perché le 60 lettere o documenti che ho potuto mettere insieme per la prima volta di Benedetto Ferrari consentono per la prima volta di fare una vera biografia, e quindi, però, essendo lettere scritte da lui, l'ho voluta chiamare autobiografia, appunto. Adesso, andando nello specifico del nostro pecorone, non vi dico quante risate ho fatto fare a tutti coloro a cui parlavo della mia iniziativa di voler fare un'edizione critica delle memorie di Pecorone, perché è un personaggio così simpatico già nel nome che ha sempre suscitato moltissima ilarità, fin da quando ne aveva parlato per la prima volta Salvatore Di Giacomo, che è il primo a citare questo volume negli inizi del Novecento. È un volume, tra l'altro, non molto raro, perché nella sola Napoli ci sono 3 copie in 3 biblioteche pubbliche, tra cui il Conservatorio e la Biblioteca Nazionale, ed è disponibile in facsimile, cioè in riproduzione digitale, sul sito di Gallica francese. Quindi vedete, potete trovare questo libro. Io avevo utilizzato però prima di Gallica una fotocopia che avevo fatto negli anni '80 del volumetto che è conservato nella biblioteca del Conservatorio di Napoli. È un librino veramente piccolissimo, in formato tascabile, diremmo noi oggi, ottavo piccolo, con 100 pagine in tutto. Ed era stranissimo, mi continuavo a meravigliare che nessuno l'avesse pubblicato dopo quell'accenno di Salvatore Di Giacomo, perché contiene all'interno tante di quelle notizie, e non soltanto per la musica, ma per la storia di tantissime altre discipline, e compresa quella letteraria. Vi faccio un esempio con questa immagine. C'è la cartina della città di Saponara in apertura, una cartina molto grande, tra l'altro fatta da un cartografo piuttosto importante che poi ha stampato tantissime carte e mappe di località dell'Italia e dell'Europa di quegli anni. E la città di Saponara col castello era la sede del feudo dei Sanseverino di Bisignano, e la più grande mecenate di musica della fine del Seicento a Napoli, Aurora Sanseverino, era nata in questo castello al tempo di Pecorone. Quindi la protettrice di Handel durante il suo viaggio a Napoli, o di Scarlatti, in contatto con Perti, con tantissimi compositori del suo tempo. Quindi questi erano segnali di assoluto interesse di questo personaggio, che poi vedete nella illustrazione a destra. Era veramente un mattacchione, perché si riproduce esattamente come doveva essere, nel suo status di prete nato in Basilicata, con il simbolo araldico finto che riproduce una pecora, perché appunto il pecorone, ma questo nome è inventato perché il suo cognome lui si chiamava Petrone, e dice che i suoi nonni avevano dovuto cambiare il cognome per alcuni problemi che avevano avuto legali. Quindi
c'è una specie di toson d'oro inventato da lui. Il personaggio è, diciamo, la sua scrittura, anzi, proprio perché parliamo di autobiografie, è il Don Chisciotte italiano. È davvero scritto come se fossero le avventure di Don Chisciotte, ma in prima persona, parlando di se stesso. Ci sono situazioni continuamente descritte come terribili, di paura, di avventura, di angoscia, perché la sua è una vita, secondo lui, sfortunata, ma sempre salvata poi dalla provvidenza. E quindi è una vita esemplare, come una novella esemplare, quella di Pecorone, perché doveva servire ad ammaestrare i suoi nipoti e poi in realtà le generazioni successive. Ed è per questo che lui la stampa. È un caso rarissimo. Sergio Durante scrive nella sua Voce ai cantanti nella storia dell'opera italiana che ci sono solo 3 autobiografie di cantanti italiani nella storia della musica, e una di queste è quella di Pecorone. Questa biografia, tra l'altro, è l'unica stampata ed è stata stampata nel 1729 a Napoli, quando lui era molto ricco, famoso, importante, perché aveva coronato la sua carriera, ma raccontare la sua carriera non riesco a farlo perché è troppo complicata e troppo lunga. Lui dalla nativa Saponara in Basilicata, oggi Grumento Nova, arriva a Napoli già nel primo viaggio rischiando di morire perché va per nave e naufraga. E poi tutti i viaggi saranno inseguiti dai briganti, lanci di pietre, pericolo di essere infilzato e tutte cose, ladri, assassini, tutto il tempo. Ecco perché dicevo Don Chisciotte. Per la parte musicale che ci interessa, lui si scrive col protettore il Sanseverino, che era il padre di Aurora in quel momento, viene chiamato a Napoli per iscriversi in uno dei conservatori, si diploma dopo alcuni anni al primo conservatorio, prende nel frattempo il titolo di prete, torna nella sua diocesi a Saponara perché fa il doppio percorso per essere sicuro nella vita che se non riesce nel campo musicale avrà sempre almeno la possibilità di riuscire ad avere un piccolo guadagno come prete. In realtà le avrà tutti e due sovrapposti perché il beneficio che ha nella sua città natale continua a essere molto ricco. Torna a Napoli, si iscrive in un secondo conservatorio dove prende un secondo titolo e poi esplode facendosi conoscere con i gesuiti come cantante e poi viene preso nella Cappella Reale di Napoli da Alessandro Scarlatti, e la descrizione della sua assunzione è un capolavoro nel capolavoro, cioè c'è la descrizione del sistema di interessi, di profitti che regnava in quel momento per poter vendere le prebende, anche per farsi assumere come cantore, pur avendo il parere favorevole di tutti i cantori della Cappella Reale, di Alessandro Scarlatti. Lui si reca dal viceré e si reca poi dalla viceregina, non si accontenta, chiede e paga ad ogni passaggio delle mance a tutto un sistema di clientele per essere sicuro di diventare cantore della Cappella Reale sotto Scarlatti, il più grande compositore dei suoi tempi, come dice lui, l'Orfeo della musica. Ecco, mi fermo su questa per quanto riguarda la storia, ma c'erano tantissimi eventi e storie davvero straordinarie, come quella in cui lui canta vestito da Polifemo durante una cantata notturna nel Palazzo Reale, poi rimane incantato a sentire la voce di Faustina Bordoni che cantava, mentre i suoi compagni prendono la carrozza e tornano via dal Palazzo Reale, lui si dimentica, esce ed è buio, non trova più nessuno, deve tornare a casa vestito da Polifemo, quindi con un forcone, con i capelli pieni di conchiglie, e viene naturalmente scambiato per un fantasma, gli sparano addosso la Guardia Reale, poi inseguito dai popolani con i forconi, le torce, si riesce a sopravvivere per un pelo. Quindi vi ho dato, spero, un'idea del personaggio.
ma anche del fatto che in questo caso non è la biografia di un musicista, è qualcosa di più, è il racconto di un'epoca, un racconto di viaggi, un racconto di esperienze, di emozioni, di condizionamenti, anche di problemi sociali che le autobiografie in genere ci aiutano moltissimo ad esplorare. Mi fermo qui. Bene, allora passerei la parola a Francesco Zimei. Sì, un attimo che cerco di uscire dalla condivisione. Non riesco a uscire scusatemi. Allora esco e rientro. Va bene, Scusate, d'accordo. facciamo così. Adesso, Grazie. adesso non c'è più la condivisione, è Eh, posto. ok, grazie Massimo per la bellissima introduzione e grazie anche a Dinko che nel suo discorso ovviamente ha dato delle indicazioni fondamentali per inquadrare la passione di quelli come noi che si dedicano a questo tipo di ricerche. Il mio percorso per molti versi è sovrapponibile a quello di Dinko. Io mi occupo principalmente di musica medievale, ma poi ho una serie di escursioni più a valle anche fino all'Ottocento e la passione sicuramente è nata anche lavorando molto su alcune composizioni dell'Ars Nova, in particolare di due grandi maestri come Antonio di Berardo da Teramo, detto Zaccara, che fu maestro di cappella dell'oggi considerato antipapa Giovanni XXIII e fino al 1413, e l'altro più recentemente Paolo Tenorista, Paolo da Firenze, i quali non solo sono stati dei grandissimi compositori, sono stati in genere, non sempre, ma in genere, gli autori dei testi che hanno messo in musica, dei testi profani, e questi testi hanno quasi sempre un colore fortemente autobiografico, la cosa interessantissima perché questo forte autobiografismo, che è utilissimo per ricostruire le vite di personaggi vissuti tra 300 e 400, quindi in un'epoca in cui le autobiografie erano ben lungi dall'apparire, ma in qualche modo troviamo dei comportamenti costanti che poi ritroveremo più avanti, ci permettono di far luce sulla vita altrimenti oscura di questi compositori. Basti pensare a Zaccara che ci parla anche di questioni squisitamente private, come il fatto di aver perso un figlio adolescente in una sommossa a Roma, in una delle varie sommosse che avvenivano quando c'erano i vari cambi, no, di pontefice e cose di questo tipo, oppure dei suoi gravi problemi di salute, aveva passato un'infanzia terribile. Ricordiamo che Zaccara era affetto da una focomelia bilaterale che gli aveva creato degli enormi problemi e nonostante lui fosse privo della maggior parte delle dita, delle mani e dei piedi, nonostante questo lui comincia la sua carriera come miniatore e a volte ci dà dei dettagli anche dei colori che usava per la miniatura. Ecco, tutto questo permette di far luce su delle vite straordinarie di personaggi sicuramente fuori dal comune, ma in qualche modo fa venire l'appetito su questo tipo di ricerche. Sicché mi è capitato ormai da 25 anni a questa parte di affrontare dei lavori autobiografici, soprattutto nell'Ottocento, ma poi vi parlerò anche brevemente di una cosa che ho appena ultimato di preparare, che vedrà la luce alla fine di quest'anno. Intanto faccio una brevissima schermata dei due lavori che ho pubblicato prima di questo di De Muro. Aspettate che lo vediamo se lo vedere. Ok, eccolo qui.
Ecco, questi sono due lavori usciti rispettivamente nel 2000 e nel 2003. Il primo mi fu fortemente sollecitato da Bruno Cagli, al quale parlai dell'esistenza di un fondo di memorie autografe purtroppo non completo perché ripartito dagli eredi a Giulianova, quindi in Abruzzo, di Gaetano Braga, il grande violoncellista amico intimo di Rossini, che ha lasciato, era veramente un grafomane, ha lasciato una quantità di quaderni nei quali lasciava, ecco, le sue impressioni, le sue memorie, le sue vicissitudini, ci ha confessato un po' tutto. E allora Bruno Cagli mi chiese di estrapolare, cosa che ho poi condiviso con l'amica e collega di antica data Carla Ortolani, che in particolare aveva accesso a queste fonti, tutte le memorie di Braga che hanno a che fare con il suo amico Rossini. Questa cosa ha permesso anche di fare luce sulla genesi di composizioni famosissime, ma delle quali non si sospettava l'origine. Penso alla Sinfonia della Gazzaladra, che nasce come una presa in giro di una banda croata, asburgica, che in quei giorni suonava per Milano, ormai avendo stufato, no, tutta la città di questa marcetta, non se ne poteva più. E alla vigilia del debutto della Gazzaladra alla Scala, Rossini non sapeva che cosa comporre come sinfonia, passa questa banda e lui pensa di fare uno scherzo al pubblico e la ripropone in apertura della sinfonia, suscitando grandi hilarità. Ovviamente oggi noi magari diamo un valore completamente diverso a quest'opera senza neanche porci il dubbio di come mai una sinfonia avanti l'opera si apra una marcia militare, che fra l'altro non trova nessun riferimento specifico poi nelle vicende del libretto, della partitura. E questa è la genesi, ad esempio, della Gazzaladra e molte cose anche della Sinfonia Gazzaladra, molte cose anche riguardo alla vita, al carattere, agli incontri che ebbe Rossini nella sua vita. Il secondo volume ha una genesi più complessa. Un amico dell'Aquila, io sono dell'Aquila, Roberto Manilla, che si era laureato a suo tempo con Lorenzo Bianconi in una cronologia, quella del grande basso Nazareno De Angelis, eh, mi chiese, io per anni ho presieduto, averlo fondato l'Istituto Abruzzese di Storia Musicale e adesso diciamo, sono semplicemente un collaboratore esterno, mi occupo delle edizioni, delle pubblicazioni scientifiche e in quell'occasione lui mi propose di pubblicare questa cronologia. Io dissi va bene, però non possiamo fare una cronologia senza anteporre una biografia del cantante o qualcosa di particolare. E rispetto, no, al poco che era saltato fuori, a un certo punto ci siamo imbattuti nelle memorie autografe dattiloscritte, quindi a un'autografia particolare, sebbene con varie correzioni a penna, di Nazareno De Angelis lasciate alla famiglia, nelle quali De Angelis fa dei discorsi veramente di enorme respiro, raccontando oltre 50 anni di storia dell'opera, facendo dei ritratti straordinari di musicisti, compositori, colleghi, è veramente qualcosa di incredibile. E quindi in quell'occasione ci dividemmo i compiti, quindi Roberto si occupò della cronologia che poi perfezionò in modo assolutamente approfondito. Io mi presi cura della autobiografia di De Angelis e le mie memorie, vita d'uomo e d'artista, ecco, come vedete nella seconda copertina. Chiudo la condivisione, non mostro ovviamente la copertina del volume su De Muro, della quale si parlerà più specificamente adesso. Sono occasioni straordinarie per poter entrare, come anche diceva Vinco, nella vita privata di grandi personaggi della musica, in alcuni casi sollecitati a scrivere proprio per condividere con un ideale pubblico di lettori. È il caso di De Angelis, il quale con grande arguzia retorica dice: ah, se qualcuno un giorno
avesse in mente, ma spero di no, di pubblicare queste mie memorie, che lui per tutta la vita, completate negli anni 30, si era preoccupato di aggiornare costantemente, anche riportando, non so, i prezzi del tabacco a pie pagina o cose di questo tipo. Ci sono altri invece che le scrivono semplicemente per il bisogno di ricordare, quindi non un'operazione, come dire, finalizzata a una futura possibile edizione, ma semplicemente proprio un bisogno interiore di poter affidare a un pezzo di carta le proprie memorie in un momento, questa è una cosa che ho visto abbastanza tipica nella memorialistica. Le memorie partono solitamente quando è finita la carriera, c'è un momento molto particolare in cui un cantante, un direttore, un compositore, ma più facilmente gli interpreti, sente il bisogno di mantenere, almeno idealmente, un legame con quel mondo, fissando per iscritto tutti i propri ricordi. E un caso di questi riguarda Gaetano Braga, appunto, che comincia a scrivere dopo aver avuto una paralisi che gli impedisce a un certo punto di suonare, anche con questa mano molto tremolante che va poi a declinare, perché lui nel corso degli ultimi anni riempie questi quaderni, ha un bisogno disperato di rimanere aggrappato alla vita e anche alla sua vita di artista. Ecco, queste sono, ripeto, esperienze bellissime da vari punti di vista, che poi, come vedremo più avanti, hanno posto anche una serie di problemi, di scelte di natura editoriale. L'ultimo lavoro che vedrà la luce a breve, stiamo andando in bozza, è un carteggio del Cinquecento relativo al primo castrato italiano, di cui si saprà molto poco, un carteggio che si trova a Mantova, che è costituito da 16 lettere, alcune delle quali rese note perché in qualche modo c'entra in mezzo anche Marenzio, vengono chiamati in causa grandi, grandi personaggi dell'epoca, è un carteggio che aveva già citato Ian Fallon, ma poi non erano mai state trascritte integralmente o alcune era stata assunteggiata semplicemente queste lettere, e mai con un focus specifico su questo personaggio. Si chiama Giacomo Antonio Pales, è un italiano, malgrado il nome lo faccia credere spagnolo come qualcuno ha pensato, che di fatto è il primo castrato italiano in assoluto di cui si abbia notizia e che negli ultimi anni di vita di Margherita d'Austria, appunto poi governatrice dell'Aquila, vissuta in Abruzzo, tranne una breve esperienza nelle Fiandre, per gli ultimi 16 anni della propria vita, e, che appunto ecco, fu reclutato in zona da Margherita e poi uno di quelli che ricevono cospicui legati dalla duchessa nel testamento perché vada altrove e si trovi un altro lavoro. Quindi queste sono le esperienze al momento in corso e quelle fatte appunto prima di parlare del De Muro. Bene, grazie Francesco. Allora io direi, se Dinco proprio in 2 o 3 minuti, perché il tempo corre, ci dice come è arrivato a questo contatto con Davalos per scrivere la prefazione alla sua autobiografia, e poi dopo pregherei Francesco di dire anche lui, presentare in modo sintetico il lavoro, in modo tale che possiamo avere una interlocuzione nell'ambito del tempo che abbiamo a disposizione. Benissimo. La figura di Francesco D'Avalos mi ha accompagnato per tutti gli studi del conservatorio a Bari, perché era stato chiamato da Nino Rota come compositore. Nino Rota era il direttore e lui era l'insegnante di composizione del mio maestro di composizione e direttamente maestro dei miei amici più cari, tra cui Antonio Florio, che poi si era trasferito a Napoli e aveva mantenuto i contatti con il maestro D'Avalos, che noi chiamavamo il principe, perché lui in realtà, come diceva sempre, era il secondo principe musicista della storia della musica dopo Gesualdo.
cioè in realtà non ce ne sono stati altri di principi di quel livello perché che abbiano fatto in realtà più i musicisti che i principi, perché gli altri erano sì dilettanti, gli altri nobili importanti, il re di Prussia, ma continuavano a fare quello che era il loro mestiere, mentre Davalos, come Gesualdo, in realtà sembrava veramente occuparsi solo di musica. E lui viveva nel palazzo del Cinquecento della famiglia, il palazzo di Via dei Mille, che poi oggi è stato completamente abbandonato, distrutto. È una tristezza per lui, è stato negli ultimi anni, è morto nel 2015 e mi aveva cercato lui per scrivere un libro su di lui. E quindi mi ha dato per 2 anni la possibilità di accedere al suo archivio, che era quello della famiglia del Cinquecento, e quindi è una cosa meravigliosa che oggi è depositato alla Soprintendenza Archivistica di Napoli e poi di parlare con lui di tutte le sue composizioni, tra cui Maria di Venosa, la composizione dedicata alla sua antenata, che era la moglie uccisa da Gesualdo da Venosa, appunto. Nonostante questo, lui aveva una simpatia istintiva per Gesualdo che gli veniva anche dal suo amore per Wagner e per tutta l'Ottocento, diciamo così, più importante. Secondo lui Gesualdo era per il Rinascimento quello che Wagner è stato per l'Ottocento. Non si sbagliava troppo. Allora, mh, la biografia pubblicata poi da Arachne nel 2013, che vedete è un malloppo di 800 pagine, è stata pubblicata dalla collega bravissima Daniela Tortora, che ha curato l'edizione materialmente, però l'abbiamo praticamente seguita io e l'autore. Io ho pregato, supplicato Davalos di cambiare il titolo perché lui l'aveva chiamato il religioso assoluto e l'io trascendente. E ho detto, possiamo mettere la parola autobiografia nel titolo, per favore, perché altrimenti non si capirà mai. E la cosa stupenda è che lui finisce la sua autobiografia nel 1957, a 27 anni, dicendo, e dopo non è successo più niente di interessante. E invece dopo lui ha scritto, ha pubblicato le sue composizioni, ha fatto 40 CD come direttore d'orchestra, ha cominciato a studiare con Celibidache, che ha conosciuto Henze ed è stato il miglior amico di Henze in Italia e tutte questa serie di cose che non ha voluto mettere nella biografia perché in realtà quello che è successo dopo è la delusione per il mondo così come è andato, è finita un'epoca per lui. Mi è sembrato molto molto stimolante questa biografia. Grazie, Vinco. Francesco? Per quanto riguarda De Muro, due amici conosciuti in Sardegna qualche anno fa, quando stavo lavorando alla ricostruzione dell'ape musicale di Lorenzo da Ponte per il Teatro Lirico di Cagliari, Fabrizio Ruggero, direttore d'orchestra, bravissimo, e Sara Russo, presidente dell'Accademia Bernardo De Muro di Tempio Pausania, durante il periodo di pandemia, all'inizio della pandemia, mi hanno contattato dicendo che loro stavano finendo di fare lo spoglio di questo enorme archivio lasciato da Bernardo De Muro, grande tenore sardo, alla propria città d'origine, Tempio Pausania, ehm, archivio nel quale c'è un'enorme quantità di materiale, corrispondenza, costumi, perfino le ricevute dei lacci e le scarpe. De Muro nasceva sugheraio, da una famiglia di sugherai, e con la cura, la perizia che un contadino di famiglia abbiente per i tempi, ma in ogni caso molto attenta a qualunque gesto della vita, ecco, lui prendeva nota di qualunque cosa. E la sua intelligenza vivissima, anche il suo guardare oltre, gli ha permesso comunque di conservare questo enorme materiale fino poi a lasciarlo, a legarlo dopo la morte alla città natale. E così nel corso di una serie di ricognizioni fatte in situ, io sono riuscito a identificare, perché all'inizio non era chiaro, c'erano delle memorie ogni volta trascritte da sua figlia e ogni volta arricchite, no? Un po' come il catalogo di Pergolesi o altre cose. Quindi erano cose
ecco, che erano cresciute ogni volta che la figlia, fra l'altro, non so se sia ancora viva, ma fino a 2 anni fa aveva 95 anni, cose di questo genere, e abitanti in America ormai da tempo immemore, aveva nel corso degli anni, ogni 15-20 anni, aveva allargato e dilatato, finché insieme agli amici sopramenzionati non ho avuto la fortuna, la possibilità di imbattermi anche in quel caso in un scritto autografo fatto dall'autore, e di lì poi è cominciato anche in questo caso il processo di analisi, edizione critica e confronto con le memorie poi stese, le copie elaborate e variate stese da sua figlia. Grazie Francesco. Comincerei da qui e quindi vorrei pregare Simone di, di interloquire con noi su questo particolare testo. Grazie. Ringrazio il professor Privitera e il professor Gimei per questo spazio. Allora, io ho letto il volume con un duplice interesse. Da un lato, proprio per il discorso che riguarda l'edizione, quindi vorrei fare una domanda che riguarda proprio il discorso editoriale, e dall'altro anche dei contenuti, perché mi occupo di storia della vocalità e quindi la parte che ho ritenuto più interessante, almeno per me, come spesso mi capita nelle autobiografie dei cantanti, riguarda la loro formazione, perché è un aspetto che molto spesso, anche se penso ad altre autobiografie, manca in recensioni, in scritti, insomma, manca altrove. Nell'autobiografia l'aspetto della formazione è sempre di rilievo, intanto perché ci permette di capire come questi interpreti siano arrivati ad avere la carriera che poi hanno avuto, e poi perché ci permette anche di ricostruire delle linee di discendenza, nel caso del canto sono linee importanti di scuole, di capire anche insomma da dove arriva un interprete. Ma la mia domanda riguarda le scelte editoriali, perché credo che sia stato, se ho interpretato bene, come posso dire, un incontro fra le esigenze del lettore e l'effettiva situazione che avrà trovato nel redigere questa edizione critica. Perché ho notato, ad esempio, che l'edizione critica è stata emendata e anche normalizzata per una lettura più scorrevole, ma ci sono ad esempio poche note che invece sono state, credo, demandate più ai contributi precedenti all'autobiografia, quindi all'introduzione che ha curato Vincenzo De Vivo e poi alla cronologia, discografia, diciamo che sono state fatte con estrema precisione sulla carriera del cantante. Quindi volevo chiedere appunto quali sono state queste scelte, se sono state dettate dal materiale che è stato trovato insomma, come ha deciso di arrivare. Gran parte dei problemi che si pongono quando ci si trova di fronte a un autografo, fra l'altro un unicum o un dattiloscritto in questo caso, quindi possiamo comunque classificare l'autografo perché l'atto, il gesto dello scrivere, anche se attraverso un mezzo meccanico, è sempre in capo all'autore. Allora, c'è una frase molto bella che ho riportato anche nell'introduzione, una frase di Nazareno De Angelis, che è anche la stessa che ha guidato poi le mie scelte nell'edizione delle Memorie di De Angelis. De Angelis dice: in questo testo non ci deve essere, non ci deve essere nient'altro che me stesso, cioè io devo apparire con i miei pregi e difetti, non voglio dei fini linguisti che possano pulire la mia lingua, io devo essere così come appaio. E quindi questo è il criterio intanto che ha orientato le mie scelte. Nel caso specifico di De Muro, mentre De Angelis è uno che ad esempio ha pubblicato anche nella sua vita le raccolte di poesie, era un autore a tutto tondo, quindi con una cultura abbastanza ampia, anche perché aveva studiato da bambino come Puer alla Cappella Sistina, e quindi si era fatto i
i suoi bravi studi. Invece De Muro confessa già nelle prime pagine di aver disertato perfino le scuole elementari, una conoscenza veramente molto, molto basilare, essenziale, e non era aduso a scrivere con questa frequenza, con una frequenza tale da poter dire redigo un'autobiografia. Tant'è vero che molte volte ci sono dei fortissimi anacoluti, no? Lui batte così alcune righe, poi cambia completamente discorso, ci sono delle fratture enormi nel discorso che andavano evidenziate per non disorientare il lettore con delle barre verticali. Un uso tipico legato anche al mezzo meccanico, la macchina a scrivere, è quello delle grafie, che in De Angelis e soprattutto nelle grafie straniere, in De Muro e anche in grafie correnti, d'uso nella lingua italiana. Cioè, molte volte, ma questo succede anche noi quando usiamo il computer, solo che noi abbiamo la fortuna di cancellare e riscrivere, e ci sono degli errori di battitura, che sono semplicemente difetti meccanici della scrittura. Come si fa, in mancanza di altri testimoni, a identificare qual è la versione corretta? L'unica soluzione in questo caso è scegliere tra le varie lezioni, tra le varie grafie di un determinato lemma, la versione più corretta o più prossima alla correzione, all'uso, diciamo, di vocabolario, perché questo testimonia che comunque l'autore aveva conoscenza di quel termine secondo una grafia corretta. A volte non si raggiunge una grafia pienamente corretta, ma una grafia prossima a quella. E quindi quando c'è un'oscillazione molto forte nelle grafie di certi termini o di certi nomi di persona, in quel caso si cerca di uniformare, questo è dichiarato nei criteri, verso la grafia più prossima alla correttezza, perché altrimenti anche per questione di indicizzazione salterebbero fuori 10 grafie diverse per lo stesso nome. Allora, quando l'autore, perdonatemi in termini, azzecca, identifica, centra quel tipo di grafia o una più possibile somigliante, si sceglie quella, proprio per evitare che quelle oscillazioni siano, come dire, determinate anche da errori di battitura o dal refuso del momento. Questo avviene naturalmente anche quando si scrive a penna, ma l'uso del mezzo meccanico, sebbene faciliti e renda per certi versi più spedita una redazione, ha questo genere ulteriore di complicazione. Grazie Francesco. Darei la parola a Federico Lanzellotti, che però non sentiamo. Io partirei, sì, grazie. Io partirei proprio da un dato citato da Simone, che a proposito di De Muro, che ritorna anche nell'autobiografia di Davalos, cioè il fatto che ci sia una forte concentrazione sugli anni della formazione, i primi 27 anni di vita di una persona che vive tanti decenni nel caso di Davalos. E quindi vorrei chiedere al professor Fabris se appunto questo accento sugli anni della formazione e non sugli anni della carriera siano sì appunto una celebrazione del periodo in cui Davalos guarda alla vita, crea le sue idee sul mondo, seguite poi invece da una delusione di cui non parlare, o se invece questo accento sulla formazione non sia lo scopo per Davalos per introdurre questioni di natura appunto estetica o poietica, un elemento che appunto caratterizza l'autobiografia di Davalos, che è sì un racconto della propria vita, ma al tempo stesso anche della propria famiglia, della propria città, del proprio paese a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, ma è anche per certi versi un manifesto di estetica, un'occasione per esprimere le proprie idee sul mondo che lo circonda, sulle nuove istanze musicali, sulle avanguardie, sui propri amici, sui interpreti. Ecco, e da qui appunto questo carattere composito che è un aspetto interessante e forse un valore aggiunto di questo importante documento che ci ha consegnato Davalos. Grazie per queste osservazioni. Come ricordava Massimo Privitera, io ho voluto inserire nella introduzione che è una specie di primo tentativo di crearsi una idea metodologica di come affrontare un'autobiografia, perché avevo visto che non ce n'erano
ecco, semplicemente nel campo musicale. Ho voluto applicare la dichiarazione di intenti di Philippe Lejeune, questo patto autobiografico del 1975, che mi sembra ancora rilevante, ossia che cosa voleva dire l'autore, in questo caso l'autobiografo. Voleva veramente fare sapere a tutti quello che lui aveva fatto nella vita così, in maniera così minuziosa. Soltanto frequentandolo si poteva capire da dove vengono fuori queste 800 pagine per i primi 27 anni della sua vita. Davalos non ha mai buttato via nulla della sua vita. Anno per anno aveva degli scatoloni, quindi i primi, da quando è diventato naturalmente più cosciente, ha potuto far diventare questi scatoloni 10 scatoloni per l'anno 1950, ma c'era proprio 1930, 31, 32, fino anno per anno. In questi scatoli ci sono, spero ci siano ancora, biglietti ferroviari, ricevute dei ristoranti, tutto quello che è possibile immaginare che ogni giorno una persona raccoglie e poi lui non buttava via, così come tutti i numeri del Topolino, da quando è uscito il primo numero di Topolino stampato in Italia fino a quando lui è morto. E questa specie di desiderio di mantenere il presente in vita, la memoria, ha poi fatto sì che lui nel tempo, ogni 10 anni, si faceva un diario delle cose principali successe, annotando le varie cose e citando i documenti che poi conservava, cioè era una specie di storia radiografica della sua vita, e per fortuna aveva conservato anche tutte le partiture. Lui, come Nino Rota, ha cominciato a scrivere musica prima che qualcuno gliela insegnasse. Si era inventato un sistema fonetico per fare con dei segni corrispondere, che poi sono come i segni dell'elettrocardiogramma, far corrispondere, lui l'ha fatto a 6-7 anni, questa cosa qui, e ci sono tutte le sue composizioni. Quindi a che cosa serve questo? In realtà non serve assolutamente a lui a far sapere che cosa ha fatto nella vita, ma ha voluto veicolare attraverso questa mole di informazioni che nasconde la verità, pochissime verità che poi poteva dare solo ad iniziati. Per esempio, prima di andare oltre, lui mi ha fatto un esame di musica e mi ha chiesto di riconoscere i temi della seconda sinfonia di Schumann. E poi mi ha detto, legga nella mia biografia a pagina, che aveva già pronti 2 volumi dattiloscritti, come diceva prima appunto Francesco, legga il numero, ogni parte è catalogata con un numeretto, legga il numero 16 e c'è scritto che ci sono solo 5 composizioni nella storia della musica che sono fondamentali, ma quelle 5 bisogna conoscerle a memoria. E quindi, e non dico quali sono, andate a vedervi il volume, ma per lui la musica finisce con Wagner, con Mahler, e soprattutto il mondo finisce col 1968. Dopo è finita, ma perché? Perché non ci sono più i principi. Grazie Dinko. Ma io direi così, siamo arrivati quasi alla fine dell'ora. Farei io un breve discorso che, diciamo, mette in fila un po' tutti e tre questi testi. Vorrei dire che tutte e tre sono degli straordinari documenti antropologici, per ragioni diverse l'uno dall'altro, ma comincio da Pecorone, di cui non abbiamo dialogato. Leggendo l'autobiografia di Pecorone, mi è sembrato straordinariamente simile all'autobiografia di Lodovico Zacconi, che è stata scritta un centinaio d'anni prima e che era rimasta manoscritta, l'ha pubblicata Fernando Sulpizzi nel 2005.
perché anche lì abbiamo tutta una serie di disgrazie, scampati annegamenti, rotture di ossa, e lui proprio incentra tutta la sua storia su questo, sulle grazie e le disgrazie che gli sono capitate. E anche lui parla di una serie di meccanismi che non possiamo chiamare corruzione, ma comunque di acquisto di benevolenze per entrare come cantore nella cappella di San Marco. E quello che lui dice che Pecorone dice su Scarlatti, Zacconi lo dice su Zarlino. Zarlino e gli altri personaggi che si ruotano intorno a lui. Quindi documenti antropologici preziosissimi, costellati di tante piccole cose come quella in cui Pecorone dice che fu aiutato in una situazione molto di grave pericolo per lui, fu aiutato da dei contadini poi non volevano essere ricompensati dal denaro. E lui dice, mi sono reso conto che appunto i villani spesso sono molto più generosi, sto dicendo malamente in soldoni, ma insomma riflessione è questa, sono molto più generosi e disponibili delle persone più autorevoli. De Muro anche questo è un documento di grandissimo interesse antropologico, perché per la sua costruzione generale, ma per alcuni aspetti che io ho trovato particolarmente suggestivi, il suo rapporto continuo, mai esausto, con la sua città d'origine. Anche quando è affermato, lui continua a parlare di persone di Tempio Pausani che lui incontra in certe circostanze, di vendette che si prende a 30 anni di differenza rispetto a sgarbi che gli erano stati fatti. E quindi lui, benché acquisisca una dimensione internazionale, rimane sempre fortemente legato al suo paese natale, a tutte le dinamiche del suo paese natale, ivi comprese le dinamiche familiari, perché c'è la questione del fratello che vuole fare il cantante anche lui, e che viene sobillato da un insegnante per spillargli i denari, gli fa credere che sarà ancora meglio del fratello affermato. Quindi adesso non entro in altri dettagli perché non abbiamo il tempo, ma è un documento che ho letto con estremo proprio interesse, oltre che veramente con piacere, perché nonostante sia la penna di un letterato, però è una penna che funziona molto bene. Anche anche il libro di Davalos è uno straordinario documento antropologico perché ci permette di vedere dal di dentro con quel dettaglio che Dinko ha appena molto efficacemente descritto, di vedere l'interno di una famiglia aristocratica delle più elevate della Napoli, non solo nel periodo da cui nasce lui, cioè dagli anni 30, ma anche prima, perché racconta abitudini e comportamenti dei suoi parenti, dei suoi predecessori, e che è veramente uno spaccato straordinario. Io non credo che ci siano altri testi che ci raccontano in maniera così dettagliata di come si viveva in una casa nobiliare a Napoli nella prima metà del Novecento. E voglio dire che rispetto alla prefazione di Dinko, che ho ammirato la sua proverbiale capacità diplomatica, quando lui all'inizio dice Davalos è un compositore ed è un principe, e usa mettendo principe questa parola in corsivo per evidenziarne proprio la centralità. E io invece, pure io sono uso ad una diplomazia, diciamo, critica, e però non posso evitare di dire che, nonostante tutto l'interesse che questo libro ha suscitato in me e che ho letto con piacere, però sono stato molto, molto infastidito vorrei proprio usare questa espressione, una boria aristocratica che corre come un vento attraverso tutto il libro, perché quello che dice lui sui partigiani, sull'antifascismo, su Mussolini, su Casa Reale, sono cose che se le dicesse una persona che non ha i suoi meriti, diciamo, artistici generali, sarebbe veramente, non dico disprezzabile, ma ecco, forse ci arriverei vicino. Quindi è un documento molto delicato, molto importante, molto interessante, ma
come diceva Walter Benjamin, da passare al contrappello, perché tutto quello che dice Davalos, c'è proprio la sua idea, lo diceva Dinko prima, l'idea di una caduta di livello. Caduta di livello che è, come diceva Dinko, la caduta della sua classe sociale. E quello che non è stato capace di fare Davalos è quello di capire che è caduta la sua classe sociale, ma non la società nel suo complesso, mentre lui identifica questo, identifica tutto l'Occidente in questa idea del verticale rappresentato dalla croce, identifica eh, e parla appunto dell'investitura sacra che la nobiltà avrebbe attraverso il re, il quale re lo ha dal pontefice, il quale pontefice lo da Pietro, il quale Pietro ce l'ha da Gesù Cristo in persona. Quindi è proprio una visione del mondo orrifica, orrifica, se posso usare questo termine, che, che esiste ancora nel Novecento. Ecco, scusate se mi sono permesso No, questo no, però è sfogo, ma sincera, Massimo, cioè in questo caso è la dimostrazione di quanto sia autentico, cioè una maniera di esporsi completamente in un'epoca in cui doveva essere anche pericoloso, molto prima del nostro governo attuale che diceva queste cose. E quindi no, certo, certo, ma infatti ho detto che è un documento prezioso, importante, e tuttavia non vorrei fare passare sotto silenzio queste cose che leggendole mi sono state veramente, mi sono balzate gli occhi con un'evidenza troppo forte, troppo veemente, che non ho voluto tacere in questo commento. Ma nulla toglie naturalmente all'importanza del documento e alla necessità di pubblicarlo. È stata un'iniziativa preziosa e la tua prefazione, da questo punto di vista, riesce a mettere i puntini su diverse cose importanti, quindi ti sono grato di questo lavoro. Bene, io forse mi fermerei qui, siamo già passati oltre l'ora e forse Attilio potrebbe dire qualche parola conclusiva. Grazie professore, grazie ovviamente al professor Zimei e Fabris, e ai colleghi e amici di Crescenzo e Lanzellotti. È stata una bellissima passeggiata, poi ovviamente la storia cambia e quindi il contrappello di Benjamin è sempre opportuno, perché dipende sempre le cose cambiano, ecco. Però è stata un'occasione molto bella per avvicinarci a questi mondi talvolta poco esplorati dai più, ovviamente non degli addetti ai lavori, e quindi è sempre affascinante scoprire biografie, dai lacci delle scarpe che venivano annotati nel pizzino e mantenuto per decenni nella propria storia, o appunto questi faldoni di Davalos, così con acribia invidiabile, custoditi di decenni in decenni, insomma, una storia che si accumula, un archivio personale che diventa quasi un archivio storico della nobiltà in quel caso. Quindi io ringrazio davvero il professor Privitera anche di essersi collegato in una maniera non facile, diciamo acrobatica, insomma, è dislocato purtroppo appunto non con noi fisicamente, ma ci ha tenuto a essere presente. Ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, che vorranno approfondire, leggere i volumi di cui si è parlato e seguirci ancora. E quindi ricordo, oggi è l'ultimo appuntamento degli Alumni Levi Live, questa rassegna che ci vede coinvolti in prima persona come alunni, ma che appunto non sarebbe stata possibile senza questa brillante e illuminante appunto guida che abbiamo avuto dal nostro direttore scientifico, oltre che dal direttore ovviamente della Fondazione Busetto e il professor Calabretto, insieme al professor naturalmente Privitera, sono anime di questa fondazione anche per i vari convegni e i vari appuntamenti che si susseguono. Ringrazio ancora, scusatemi, Lina Givova e Angelina Givova, appunto Paola Cossu e Antonella Manca, che non li vedete, non le vedete qui presenti con noi, ma sono le nostre guide spirituali, anime di questo raccordo segretariale di questi incontri. Grazie a tutti. Sono dietro l'icona della Fondazione E Levi. sono dietro l'icona della fondazione, appunto, quella foto bellissima del Palazzo Lollini in realtà cela dietro i loro volti. Grazie ancora, vi ringrazio e spero di rivederci alla prossima stagione che verrà annunciata nei prossimi mesi. Buona serata.
Arrivederci a tutti, grazie a tutti. Grazie.